Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nube tossica ad Augusta, Sicilia 24 parla uno dei soci della Ecomac, non siamo assicurati per gli incendi, allarme diossina, si attendono le analisi dell'ARPA. Incidenti mortali ad Agrigento, uno scontro tra due auto sulla strada per Naro, un morto e 4 feriti. A Palermo auto contro scooter, perde la vita un uomo di 51 anni, ricoverata in gravi condizioni la figlia che era a bordo sulle due ruote con il padre. Corruzione all'Ars, chiusa l'indagine sull'assessore regionale al turismo Amata, in un altro filone di inchiesta coinvolto anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Naufragio del Bayesian, scontro di interpretazioni fra magistratura siciliana e tecnici navali inglesi sulle cause dell'affondamento, sullo sfondo un risarcimento da 400 milioni. Vita da rider sotto il sole a consegnare cibi e bevanda, macinano chilometri pagati pochi euro l'ora. La Will Trasporti meritano più tutele. A Palermo il festino di Santa Rosalia sarà dedicato alla bellezza che dona speranza, 2 carri con acrobati e danzatrici la sera del 14 luglio. Calciomercato da Palermo a Catania, si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. Bentrovati. Serviranno ancora giorni per spegnere del tutto i focolai allo stabilimento Ecomac di Augusta. Uno dei soci al nostro telegiornale dice: non eravamo assicurati per l'incendio, mentre il comandante dei Vigili del Fuoco sostiene che il caldo potrebbe non essere l'unica causa. Per avere conferma sulla presenza di diossina nell'area bisognerà attendere ancora qualche giorno. Francesco Aloi. Per capire se c'è diossina nell'aria, come ci dice l'ARPA, servirà ancora qualche giorno. Intanto tutto continua a bruciare. Non abbiamo assicurazione incendi, quindi questo è un danno che dovremmo risolvere con le nostre forze. Lui è uno dei soci di Ecomac, l'azienda di smaltimento rifiuti in fumo da sabato scorso. Nel giro di 3 anni è il secondo incendio. I nostri piazzali sono costantemente monitorati 24 ore su 24. Qualsiasi cosa sia accaduta è possibile risalire esattamente al momento e alla causa. Qui alle porte di Augusta arrivavano i rifiuti differenziati da Catania, Siracusa e Ragusa, un'azienda che qualche giorno fa era stata premiata da Legambiente. Adesso si presenta così, resta solo la cenere. Ci sono 60 famiglie che lavorano in questa azienda, compreso le nostre. E quindi la responsabilità in questo momento è pensare a risolvere la problematica quanto prima possibile. Oltre 50 i vigili del fuoco impegnati, ma ci sono anche i volontari della protezione civile. Potrebbero capitare dei fenomeni di autocombustione, ma bisogna andare a ricercare probabilmente anche qualche altra causa, un innesco più preciso in questo caso. Però in questo momento non possiamo fare valutazioni di nessun tipo. Quando ultimeremo le operazioni di spegnimento vedremo di cercare di comprendere anche quali possono essere state le cause dell'innesco. Parlando di plastica non si può escludere la presenza di diossina all'interno di questi fumi, che sicuramente una quota di tossicità ce l'hanno. I sindaci della zona continuano ad invitare a limitare gli spostamenti all'aria aperta. Intanto la procura tiene i riflettori accesi. Tragedia all'alba sulla statale 410 alle porte di Naro. Un uomo ha perso la vita e 4 persone sono rimaste ferite in un violento incidente tra 2 auto. La vittima era un bracciante agricolo residente a Canicattì. Davide Sardo. E di un morto e 4 feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all'alba lungo la statale 410 tra Naro e Canicattì. La vittima è Katalin Arginit, 49 anni, romeno, residente a Canicattì. Viaggiava su una Volkswagen Golf insieme alla moglie e una connazionale diretti verso Palma di Montechiaro per lavoro. La loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto guidata da Calogero Laimo, 23 anni, di Naro. L'impatto è stato violentissimo. Arginit è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo.
Ferite ma non in pericolo di vita la moglie e l'amica trasportate negli ospedali di Licata e Canicattì. Anche Alaimo ha riportato gravi fratture, è stato trasferito in soccorso alla Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Licata. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposto il sequestro dei veicoli e l'autopsia sul corpo della vittima. Inizialmente si era diffusa la notizia di una seconda vittima, poi smentita dalle autorità. Un altro incidente mortale si è verificato a Palermo. Nello scontro tra un'auto e uno scooter è morto l'uomo alla guida del mezzo a due ruote. La figlia di 20 anni in sella con la vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. L'automobilista dell'auto coinvolta è rimasto illeso. Avviso di conclusione delle indagini per l'assessora regionale Elvira Amata, indagata per corruzione in un filone parallelo a quello in cui è coinvolto il presidente Lars Galvagno. Per lei adesso potrebbe arrivare la richiesta di un rinvio a giudizio. Roberta Lunghi. Per l'assessora regionale al turismo Elvira Amata, coinvolta in un'inchiesta per corruzione in un filone parallelo a quello del presidente dell'Ars Galvagno, le indagini sono concluse. Dalla procura di Palermo le è stato fatto recapitare l'avviso che nella prassi potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio e dunque al processo per corruzione nell'esercizio nella funzione, capo di imputazione proposto dalla procura al GIP. Resta da attendere se, alla luce dell'ultimo evento, la Amata deciderà di fare il famigerato passo indietro, negato fino a ieri, quando si era detta impegnata solo a dimostrare la sua totale onestà di comportamento e quando il presidente Schifani aveva smentito di avere chiesto le sue dimissioni. E di fatto potrebbero arrivare anche altre decisioni di carattere politico mosse dal partito di Fratelli d'Italia da Roma. Ora l'assessora potrà chiedere di essere sentita dai magistrati oppure presentare una memoria difensiva per la quale avrà 20 giorni di tempo. Indagini chiuse anche per Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto e vicepresidente della Fondazione di Famiglia. La Cannariato si era già dimessa dal CDA dell'azienda il 1 luglio, proprio mentre il presidente dell'Ars Galvagno era impegnato a riferire in aula. L'ex vescovo di Trapani, Francesco Micciche, e la diocesi di Trapani sono stati citati a giudizio per un presunto danno erariale di 403.000 euro ai danni del Ministero dell'Economia e Finanze. La vicenda ruota attorno al processo penale in cui l'ex prelato era stato accusato di peculato per aver distratto fondi provenienti all'8 per 1000 destinati alle attività della diocesi di Trapani. E adesso a Siracusa, dove la polizia ha fermato un uomo che si è presentato spontaneamente per tentativo di omicidio nei confronti di un tunisino di 41 anni, pescatore. L'uomo avrebbe accoltellato nel pomeriggio di ieri un connazionale di 36 anni, anche lui pescatore, al culmine di una lite che si è consumata all'interno di un peschereccio di proprietà di un 53enne siracusano. E scontro di interpretazioni fra magistratura siciliana e tecnici navali inglesi sulle cause dell'affondamento del Basien. Ipotesi diverse fra le due autorità e sullo sfondo c'è un risarcimento da 400 milioni. Manlio Viola. L'affondamento del Bayesian fu causato da un errore umano oppure da un difetto tecnico? A bordo del veliero, prima che colassi a picco, c'era già acqua ed il veliero era inclinato su un fianco oppure no? Sono i due temi sui quali si profila uno scontro di interpretazione fra la magistratura siciliana e l'indagine tecnica dell'autorità navale inglese. Uno scontro fondamentale per spiegare la tragedia, ma anche per quantificare il risarcimento che le assicurazioni dovranno pagare. Sul tavolo ci sono ben 400 milioni di euro. Se l'errore è stato umano, dovranno essere versati per intero. Se invece c'è stato un elemento tecnico, il risarcimento sarà molto più esiguo, ma i rinomati cantieri italiani che costruirono il Bayesian rischierebbero il tracollo se passasse questa interpretazione. Ora che il veliero è a terra, inizia dunque la battaglia delle perizie tecniche. Per la Perini Navi, il cantiere che ha costruito proprio il veliero, resta inaffondabile. Tutto va fatto risalire ad una catena di errori umani. La pensano così anche in procura a Termini Imerese, ma per gli ispettori inglesi ci sono tracce che lasciano spazio ad altre ipotesi, una battaglia che certamente non sembra aiuterà a trovare la verità.
A Catania i falchi della squadra mobile hanno arrestato 2 cittadini catanesi di 28 e 32 anni per spaccio di cocaina nel quartiere San Cristoforo, dove i poliziotti hanno perquisito un locale all'interno di un immobile adibito a base logistica di appoggio per il confezionamento e la cessione dello stupefacente. All'arrivo della polizia il 32enne ha tentato di disfarsi della cocaina gettandola all'interno del water. L'intervento immediato però degli agenti ha consentito di recuperare la droga. I pusher avevano ideato un inedito sistema per disfarsi della droga in caso di arrivo della polizia attraverso l'utilizzo di un servizio igienico svitabile. Restiamo a Catania, senza tutele e senza contratti. L'emergenza caldo ripropone il problema dei rider. I sindacati invocano garanzie occupazionali e sicurezza. Tonino De Mana. E sulle strade roventi, battute dal solleone, ci sono loro, i rider. Macinano chilometri e chilometri in estate a sfidare il caldo, in inverno sotto la pioggia e al freddo. Eppure, non si fermano un attimo tra turni massacranti, spostamenti continui e senza tutele contrattuali. Ricevono in media dai 2,70 ai 5 euro lordi a consegna, che si riducono a meno di 2 euro per chi ha partita IVA. Ma la voglia di lavorare prevale su tutto, anche sul caldo. Com'è la vita da rider? Allora, la vita da rider, diciamo, è una vita un po' particolare, nel senso non è per tutti, è molto difficile in quanto siamo esposti caldo, freddo, pioggia e tutto quello che comporta. Pericoli per strada, ho avuto un incidente, diciamo, poco tempo fa. Voi come rider siete esposti a tanti rischi e non avete tutele, e allora cosa fare? Allora, secondo me risolvere questa problematica è fondamentale, quindi magari trovare una soluzione, avere dei sindacati che comunque ci possono tutelare sarebbe una cosa ottima. Meritano di più e soprattutto meritano rispetto, come spiega Salvo Bonaventura. Noi chiediamo alle loro aziende per le quali lavorano di applicare il contratto collettivo nazionale della logistica e merci. Alle loro aziende chiediamo che comunque il lavoro va tutelato e messo in sicurezza, in particolar modo in questi giorni con queste alte temperature. A soffrire il caldo ci sono anche gli animali, allora vediamo come proteggere i nostri amici a 4 zampe con Emanuela Corsi. Il grande caldo non risparmia neanche gli animali, che come noi soffrono le alte temperature e possono essere soggetti a colpi di calore. I sintomi più frequenti sono un respiro affannoso, si potrebbe notare lingua bluastra, in generale un atteggiamento di affanno, di disorientamento, a volte incoordinazione motoria. Se la cronaca ci riporta ancora troppe storie di cani e gatti lasciati nelle ore più calde in auto o su terrazzi e balconi con, ricordiamo, possibili conseguenze penali, negli anni fortunatamente è alta l'attenzione di tanti umani verso tutte le esigenze dei loro amici a 4 zampe, soprattutto nei giorni di afa. Si fa capire benissimo, quindi se lui ha sete si fa capire, se usciamo anche al bar che diamo l'acqua per lui, cioè lo idratiamo come ci idratiamo noi. Le passeggiatine quando? A che ora? Le passeggiatine di mattina presto e poi il pomeriggio dalle 7:30 in poi. L'asfalto diventa una delle cose che più viene sottovalutata, anche perché insomma noi usciamo con le scarpe, quindi abbiamo i piedi coperti, per i cani non è così, e il rischio di ustioni o comunque di lesioni alle zampe è veramente alto. Sanno meglio di me perché io sono al lavoro e loro sono a casa al climatizzatore. Quanti acceso. sono? 4. Le aree ventilate fresche vanno bene, chiaramente l'esposizione prolungata magari a temperature troppo basse può a volte essere non indicatissima, però temperature controllate, aree ventilate sono assolutamente indicate, soprattutto durante le ore più calde. C'è chi sceglie il mare per combattere il caldo e far trovare un po' di refrigerio anche al proprio animale. La spiaggia può andare bene, ma con le dovute raccomandazioni e attenzioni. Chiaramente fare passeggiare l'animale nella sabbia calda non è assolutamente indicato. Va bene, ma comunque se è un ambiente tutto sommato fresco e bagnando frequentemente il cane. Purtroppo ci sono animali meno fortunati che non hanno una famiglia che si prende cura di loro. E allora mettere una ciotola d'acqua fresca davanti alla porta di casa o del negozio è un piccolo gesto di civiltà che a noi non costa nulla, ma che può aiutare i tanti randaggi che vivono nel territorio. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 3.000 articoli contraffatti venduti su bancarelle di ambulanti a Gela. Si tratta di capi di abbigliamento e calzature di marchi come Vuitton, Nike, Versace. I militari sono risaliti all'intera filiera illecita di produzione che prova la presenza di un'organizzazione ben strutturata. I 3 responsabili, di nazionalità marocchina, senegalese e tunisina, sono stati denunciati. Frustrazione e delusione, sit-in sotto l'arcivescovado di Catania dei dipendenti dall'opera diocesana senza stipendio a 6 mesi. I lavoratori dicono è impossibile andare avanti, siamo in sofferenza. Tonino De Mana.
188 è il numero di emergenza dei lavoratori dell'Oda. Non risponderà nessuno al numero di emergenza Oda. Il cartello 188 indica solo i giorni senza retribuzione. Dopo le promesse, gli annunci e il saldo di 2 mensilità, gli stipendi arretrati sono nuovamente saliti a 6, lasciando nello sconforto i lavoratori che ogni giorno prestano servizi essenziali come assistenza, terapia e supporto a persone con disabilità. Mattinata calda sotto l'arcivescovato di Catania, dove si sono radunati sindacati e lavoratori. Vergogna! 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 Slogan, fischi e tanta delusione. I soldi quando? Questo è il grosso quesito. L'Oda non è più commissariata, si è insediato un nuovo presidente che in realtà è l'ex commissario, avvocato Landi, con un CDA, i quali ci dicono che c'è un piano di risanamento che forse avrebbe la sua attuazione a fine anno, ma nel frattempo è impossibile rimanere a 6 stipendi dietro, a 6 stipendi che potrebbero anche aumentare. Si vive male, si vive con la bontà dei parenti, degli amici, dei conoscenti, chiedendo, si può dire, l'elemosina, anche per andare a lavorare, perché tu non hai più i soldi né per mettere la benzina né per fare la spesa. Alla nostra utenza viene garantito il rispetto, il lavoro, la professionalità, la presenza, la quotidianità, viene garantito tutto. Siamo noi quelli che soffriamo, ma i nostri ragazzi no. Mentre continuano le interlocuzioni con la prefettura di Catania per cercare di trovare una soluzione e soprattutto i soldi per saldare gli stipendi arretrati. Adesso una breve pausa, poi parleremo del festino di Santa Rosalia, ma anche vi proporremo altri servizi. A Palermo è stato presentato il festino di Santa Rosalia che vedrà i suoi giorni clou il 14 e 15 luglio. Tema di quest'anno la bellezza che apre alla speranza. Marco Gullà. Countdown scattato verso il 401esimo festino di Santa Rosalia, o meglio 400+1. Questa mattina nel salone di Palazzo Arcivescovile a Palermo è stato tolto il velo sull'organizzazione della festa per la santa patrona della città. 14 e 15 luglio, un festino che ricalcherà in parte le linee della scorsa edizione, la storica 400esima. Il tema è quello della bellezza. Ovviamente non la bellezza in senso meramente estetico, ma la bellezza come valore, la bellezza del sacrificio di Rosalia, la bellezza della vocazione di Santa Rosalia e la bellezza del miracolo che ha liberato Palermo dalla peste e la bellezza della speranza di liberarci tutti quanti in questo momento dalla peste della guerra, della violenza. C'è una continuità esattamente tra il 400esimo e il 401esimo che non a caso abbiamo voluto chiamare 400+1, esattamente come c'è un raccordo fortissimo tra il 1624 e il 1625. L'anno del ritrovamento delle ossa, l'anno della speranza, della invocazione, 1625 l'anno del ringraziamento. Palermo si prepara ad accogliere anche tantissimi turisti in occasione della festa in onore della patrona, una patrona che, come ha più volte sottolineato l'arcivescovo Lorefice, deve illuminare i palermitani. Il primo messaggio che non dobbiamo dimenticare di Rosalia è che non ci può essere bellezza nella città se ognuno non ritrova dentro la ricerca del bello. Credo che oggi il messaggio sia quello di ritornare a dare spessore alle nostre coscienze umane, tutti. Il grande cinema di Pupi Avati ad Acireale, le pellicole del grande regista bolognese proiettate a Villa Belvedere dal 10 al 13 luglio, alla presenza del maestro Avati e di alcuni dei grandi attori protagonisti. Il programma è stato presentato oggi al Palazzo di Città. Sentiamo Desiree Ferlito. Il grande cinema di Pupi Avati ad Acireale, nella rassegna La sconfinata giovinezza, celebre pellicola del regista bolognese del 2010 con la meravigliosa Villa Belvedere da sfondo. 4 serate per celebrare il grande regista, dal 10 al 13 luglio è il programma presentato oggi al Palazzo di Città, inserito all'interno del cartellone Acireale Estate 2025.
città. Tanti sono gli eventi culturali che riguardano la lettura, la cultura e in questo caso anche la parte cinematografica. Questo evento insieme all'evento che fa Scarti nel periodo di novembre sono due eventi, direi, di respiro internazionale. Quindi... Dalla Seconda notte di nozze, il ritratto ingenuo del dopoguerra, a Dante, che è un vero e proprio omaggio al poeta, e poi Storia di ragazzi e ragazze, che sarà il primo ad essere proiettato il 10 luglio a Villa Belvedere, e Impiegati, capolavoro del 1985. L'idea di coinvolgere il maestro Avati dopo Roberto Andò lo scorso anno è una scelta di indubbia qualità, sottolinea l'assessore. Sarebbe anche facile puntare sul nome acchiappa like, acchiappa pubblico. No, abbiamo deciso proprio l'anno scorso con Roberto Andò, quest'anno con Pupi Avati, di privilegiare chi ha veramente qualcosa da offrire. Pupi Avati in questo senso è una enciclopedia vivente. Insieme al regista presente durante le proiezioni anche alcuni dei celebri attori protagonisti delle pellicole, come Katia Ricciarelli, Enrico Loverso, Claudio Botosso e Nino Genovese. Comiso celebra lo scrittore Gesualdo Bufalino a 29 anni dalla sua scomparsa. Sentiamo Veronica Barbarino. La guerra è finita, la morte aleggia, ma la vita, ostinatamente, resiste nelle ombre di un sanatorio. È l'intima autobiografia di Gesualdo Bufalino in Diceria dell'Untore, adattata al teatro e messa in scena a Comiso in occasione del festival culturale L'Ingegnere di Babele, dedicato allo scrittore comisano. Una persona, non vedendo altro che una faccia, la stessa davanti a me. Nell'opera Bufalino intreccia autobiografia e finzione, raccontando la propria esperienza nel sanatorio della Rocca a Palermo, dove entrò nel 1946, a un anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli fu diagnosticata una grave tubercolosi. Sarà l'amore per una giovane donna malata terminale e dal passato misterioso a farlo tornare poco alla volta alla vita. La dicotomia della vita, l'ombra della morte. Io mi sono concentrato più su questo aspetto, che è quello che più mi ha colpito, ovvero l'amore vissuto all'interno della malattia, che la trovo una cosa meravigliosa, è un tema anche poco inflazionato, molto poco mainstream di questi tempi. Il protagonista, come in un dormiveglia, racconta con paura e speranza i giorni trascorsi assieme agli altri malati, con cui condivide incubi e pensieri. Preferirei farne a meno anch'io, stare bene, essere con te una coppia qualunque su una panchina della Favorita. Questo, professore, non si può. Uno spettacolo che tocca corde profonde, omaggia il potere immortale della parola e la capacità unica del teatro di sfidare l'oblio, trasformando il palco in uno spazio di riflessione collettiva. Adesso una pausa e poi parleremo di calciomercato. Ed eccoci al calciomercato. Da Palermo a Catania si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. Sentiamo nel servizio di Francesco Triolo quali sono questi accordi. In attesa delle ufficialità, quelle che mancano per il ritorno a Palermo di Elia, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Spezia per la fascia destra, e l'arrivo di Augello dal Cagliari per la sinistra. Quindi il direttore sportivo Osti può concentrarsi su altri reparti. In mezzo Marcandalli, Giorgini e Cistana, e spunta anche l'ipotesi Federico Barba, che Inzaghi ha allenato al Benevento e che si è svincolato dagli svizzeri del Sion. Gli occhi del Catania invece sono tutti rivolti in Romagna. Il tecnico Mimmo Toscano vorrebbe portare in Sicilia alcuni dei suoi ex giocatori del Cesena, che con lui ha vinto la Serie C. Intanto il difensore Simone Pieraccini, la trattativa è a buon punto. Il difensore, classe 2004, non ha trovato lo spazio in cui sperava in Serie B e quindi ha deciso di andare via. Dovrebbe arrivare in rossazzurro in prestito. A Cesena inoltre danno per scontato anche l'addio a sinistra di Daniele Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2026, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Catania. A Trapani, dopo la sfilza di acquisti, è saltato quello di De Beers dalla Ternana. Le parti pure erano vicine. Va via, dopo aver prolungato il contratto, Diego Zuppel. L'attaccante si trasferisce in prestito al Guidonia.
È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. Di sport si continuerà a parlare subito dopo nel focus dedicato proprio al calcio e agli altri sport. Grazie a tutti per l'attenzione e buon pomeriggio.